Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il sistema deviato della depurazione emerge dalle intercettazioni dell'inchiesta che ha portato al sequestro dell'impianto di Coda di Volpe, gli ordini per avvelenare il Crati. Sanzioni per i parcheggiatori abusivi a Cosenza, l'azione di contrasto della polizia, Daspo per 5, il questore, serve rispetto delle regole. Tragico incidente nella notte a Gioia Tauro, a perdere la vita un 22enne che viaggiava a bordo di una minicar, il giovane è morto sul colpo. La pianta organica del Palazzo di Giustizia di Vibo ha bisogno di essere implementata. La carenza di personale rallenta le attività. L'allarme lanciato dal Tribunale. Il lavoro irregolare è sempre più diffuso in Calabria. L'allarme da CGIL a Reggio. Il Cosenza Calcio presenta gli ultimi arrivati, 5 giocatori in più nel gruppo di Braglia per continuare la scalata alla classifica. Le new entry disponibili per la sfida con il Siracusa. Buonasera dalla redazione TG10. In apertura torniamo ad occuparci dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Cosenza che ha portato al sequestro del depuratore di Coda di Volpe a Rende. Dalle intercettazioni emerge il sistema deviato della depurazione. Sentiamo. Un impianto che non depurava ma inquinava. Eloquenti le riprese video effettuate dai carabinieri forestali nel corso delle indagini che hanno portato al sequestro del depuratore di Contrada a Coda di Volpe a Rende. E così il fiume Crati era stato trasformato in un'enorme cloaca. A preoccupare gli indagati, se in tutto, erano le visite a sorpresa dei carabinieri, come si evince dalle conversazioni intercettate dagli inquirenti. Potete preparare un attimo l'impianto? Devo andare sull'impianto? Eh sì, perché abbiamo visite. Ah, capito? Vabbè. Ok, Grazie. Quando arrivavano i militari, dunque, l'impianto doveva funzionare secondo legge, poi però tutto tornava come prima. Lasciamo l'assetto di prima? Sì, torniamo L'assetto di prima, va. Sì. Il resto tutto a posto? Ok, sì, a posto. Ed ecco le disposizioni che venivano date per controllare il bypass. In questo modo l'ente gestore del depuratore creava meno fanghi di risulta, i cui costi di smaltimento sono molto alti. Regolando arbitrariamente il bypass c'erano cospicui risparmi per la ditta. Vuoi fare una cosa nella piccola paratoia centrale che era il bypass? Che da fianco là? Che da fianco là, era per la... Che da là praticamente va direttamente a Rutorrino. Va direttamente. Pure che sono che era 10-15 centimetri, penso che... Sì, una ventina di centimetri. Erano ben consapevoli che i liquami finivano nel fiume e in alcune conversazioni emerge anche qualche preoccupazione per quanto stavano facendo. Non faccio, che c'è? Tutto sommato, i vaschetti non ce n'è in mezzo. E ieri mattina non era così. No, stamattina nemmeno, dopo dice che sono chiusi verso l'11:30, che io non ci sono andato dopo. E ho cominciato a togliere sopra. È impressionante. Ma è impressionante, sta facendo tutto io. Queste dunque le condotte poste in essere dagli indagati, documentate dalle riprese video e dalle intercettazioni. In 2 mesi, documentati nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Cosenza, ben 141 sversamenti di liquami prodotti dal depuratore che finivano nelle acque del fiume Crati senza essere trattate. E questo è il risultato. E nei giorni scorsi i sigilli al depuratore di Catanzaro Lido per sanare le anomalie servono 500 milioni di euro, ma il Comune è in difficoltà. Resta sulla carta il progetto del nuovo depuratore, un progetto da 20 milioni di euro. Vediamo. Dalle vasche del depuratore di località Verghello a Catanzaro Lido fuoriuscivano liquami non trattati, così l'impianto è finito sotto sequestro nei giorni scorsi. L'ipotesi investigativa è che gli sversamenti siano finiti in mare. Il provvedimento della Guardia Costiera di Catanzaro è scaturito dalle verifiche effettuate nel ciclo di depurazione delle acque. In particolare, a causare lo sversamento di sabbia che ha interessato le vasche sarebbe stato il malfunzionamento del bypass, con la conseguenza
conseguenza dell'ostruzione del sistema di dissabbiatura. Che ci fossero delle criticità in un impianto costruito 35 anni fa non era un mistero, tanto che le stesse, secondo quanto si è appreso, erano già state segnalate alla Regione al fine di ottenere delle risorse per ammodernare la struttura. Insomma, si lavorava in emergenza con soluzioni tampone. Ora, con i sigilli, non si potrà più intervenire in regime di necessità. Proprio nel provvedimento della Guardia Costiera sono state indicate al Comune di Catanzaro le anomalie da sanare e per le quali necessiterebbero 500.000 euro. L'investimento significherebbe provvedere ai lavori per la messa in sicurezza e arrivare al dissequestro dell'impianto. Dove trovare i soldi è l'interrogativo a cui dare risposta. Al momento la gestione del depuratore sta affidata alla Soteco. Si tratta di un'azienda campana. Si lavorerà così fino a giugno. Poi dal municipio della città capoluogo si dovrebbe procedere con la gara d'appalto per l'affidamento del servizio. Intanto il nuovo impianto pensato nella Valle del Corace, progetto da 20 milioni di euro, resta sulla carta. Dalle stime del comune un dato che colpisce: il 30% delle utenze non sarebbe collegato alla rete fognaria. La questura di Cosenza ha dichiarato guerra ai parcheggiatori abusivi e alle prostitute, ha emessi 5 DASPO urbani contro i parcheggiatori e 11 contro donne straniere sorprese sulla statale 106 Ionica. Diciamocelo francamente, quando lasciamo l'auto la speranza è sempre quella di ritrovarla e anche senza danneggiamenti. Per questo ci pieghiamo a pagare qualche euro al parcheggiatore abusivo di turno, ma la cosa non ci scende proprio giù. Adesso finalmente pare che la questura di Cosenza abbia deciso di combattere seriamente contro gli abusivi, con le armi della legalità ovviamente, e questo vuol dire anche che spesso queste armi non consentono di fare molto, ma sono arrivati i primi DASPO urbani, che vuol dire che il parcheggiatore abusivo che ne è colpito non può più tornare sul luogo dove ha commesso il reato, altrimenti scattano sanzioni severe. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello del rispetto della legalità. Questo decreto nasce per il decoro urbano, quindi rispetto delle regole. Il parcheggiatore in questo momento abusivo può consorziarsi in cooperative e chiedere al comune la concessione di spazi. Sono stati controllati una trentina di parcheggiatori abusivi, per 5 di loro è già scattato il DASPO urbano, oltre a sanzioni complessive per 15.000 euro, e la gente è contenta. Stiamo avendo un feedback positivo, la gente stanca di subire angherie, dice finalmente per i parcheggi si sta facendo qualcosa. Sul fronte della prostituzione imperante tra Rossano e Corigliano Calabro sulla statale 106 è stato anche arrestato un uomo, un romeno di 35 anni, per induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ed estorsione. In questo caso sono stati emessi 11 provvedimenti DASPO contro donne in prevalenza romene, bulgare o nigeriane e sequestrati 49 veicoli di clienti, comminate 114 sanzioni amministrative da 500 euro ciascuna, per un totale di 57.000 euro. È un fenomeno molto allarmante, adesso un po' sopito dalle temperature invernali, si riaccende con il periodo estivo, ma anche lì stiamo daspando non solo le prostitute, le donne poverine che si prostituiscono, ma anche i clienti che frequentano le prostitute, sequestrando loro il mezzo, e per loro una prima preoccupazione è quella della famiglia. Infatti alcuni clienti, colti sul fatto, temendo ripercussioni in famiglia, hanno chiesto se potevano pagare subito e in contanti. Torneremo dopo a parlare di cronaca, adesso parliamo di lavoro irregolare, perché è un fenomeno sempre più diffuso in Calabria. L'allarme arriva dalla CGIL a Reggio Calabria. È grave l'incidenza in Calabria del lavoro nero rispetto al prodotto interno lordo e del 9,9% la cifra di lavoratori non dichiarati e privi di tutela. Un dato spiazzante, nonostante del problema si avesse contezza, che la CGIL di Reggio Locri stigmatizza e dal quale parte per esprimere grave preoccupazione. È il segretario generale di Comprensorio, Gregorio Pititto, ad affermare in una nota che l'area grigia riguarda tutti i settori produttivi e che la metà dei disoccupati della crisi è sconfinata nell'illegalità. Una conseguenza si può analizzare quasi fisiologica, vista e considerata la disperazione di molti che accettano, pur di lavorare, condizioni contro legge.
C'è un commento di Pititto che cristallizza l'elemento centrale del problema, scrive il segretario. L'economia sommersa ha fatto cassa sui lavoratori, costretti per sopravvivere ad accettare un lavoro ad ogni costo. E c'è un altro dato che induce a riflettere, la diminuzione del salario medio orario da 16 ad 8 euro. Altro fatto da considerare, la piaga non tocca solo i lavoratori storicamente legati al fenomeno, si pensi agli immigrati sfruttati in agricoltura, ma anche i cosiddetti lavoratori intellettuali. In cifre, su scala regionale, l'economia sommersa vale 5 miliardi e 200 milioni, con danni all'erario che sfiorano i 2 miliardi di euro. Di tutto questo, una fetta consistente tocca la provincia di Reggio Calabria. Pititto sollecita impegno per garantire l'emersione e chiede una sinergia tra politica, organi di vigilanza, magistratura e forze dell'ordine. La pianta organica del Palazzo di Giustizia di Vibo Valentia ha bisogno di essere implementata, la carenza di personale la rallenta le attività, l'allarme è stato lanciato dal Tribunale. Conclusa l'ispezione della prima commissione del CSM, il Tribunale di Vibo Valentia potrà tornare al suo quotidiano dopo la 2 giorni che ha provato a mettere a fuoco le cosiddette criticità al Palazzo di Giustizia. Ma il ritorno al quotidiano non può considerarsi un ritorno alla normalità, perché niente qui è riconducibile ad una condizione di normalità. Quello di Vibo Valentia è e rimane un tribunale in difficoltà, come riconosce, anzi ribadisce, il presidente Alberto Filardo. Dipende cosa intende per difficoltà. Noi siamo in difficoltà perché siamo con una scopertura organica veramente significativa. All'inaugurazione dell'anno giudiziario sono intervenuto dicendo che stiamo facendo il possibile per mandare avanti l'ufficio, stiamo aspettando i nuovi colleghi che arriveranno a maggio. Certo, da qui a maggio ci sarà un buon impegno, ci sarà da metterci sotto con il lavoro. Però basta fare il proprio dovere. Una storia di cronaca, la Polizia di Stato ha eseguito a Reggio Calabria un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 33 anni che era già agli arresti domiciliari accusato di una serie di reati, furto, rapina aggravata, percosse, danneggiamento ed estorsione commessi ai danni di genitori della sorella. Secondo quanto riferisce la Questura Reggina, in una nota l'uomo con condotte reiterate e pericolose assumeva nei confronti dei propri genitori e della sorella continui e ripetuti comportamenti aggressivi, lesivi della loro integrità fisica e morale, sottoponendoli a un regime di vita vessatorio tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni familiari. Altre storie, altri fatti nei nostri 100 secondi di cronaca. E di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Gioia Tauro, nel Reggino. La vittima è un ragazzo di 22 anni, ferito l'altro giovane. I due erano a bordo di una minicar quando nel centro della cittadina il 22enne, che era alla guida, avrebbe perso il controllo del veicolo, che è iniziato a ruotare su se stesso sbalzandolo fuori dall'abitacolo. Il giovane è morto sul colpo. Raggirava e truffava gli anziani in chiesa convincendoli a dare un'offerta al termine della messa. Arrestato alla Mezza Terme con l'accusa di truffa aggravata un 47enne di origini palermitane. È stata la Curia ad allertare i carabinieri. L'uomo millantava di far parte di un'associazione di volontariato che si occupava di donne e bambini in difficoltà. Lascia il gas aperto e va a dormire. È accaduto a Cutro, nel Cotonese. I carabinieri sono riusciti ad entrare nell'appartamento e a salvare la proprietaria di casa, una 92enne che in quel momento stava dormendo. Atti osceni in luogo pubblico e molesti. Un 37enne di origine marocchina è stato denunciato dalla polizia locale alla Mezza Terme. L'uomo, in stato di ubriachezza durante la fiera di San Biagio, aveva molestato alcuni presenti e aveva posto in essere atti osceni in luogo pubblico. L'intervento della pattuglia ha salvato l'extracomunitario dal linciaggio, in quanto numerose persone si erano scagliate contro l'uomo, infastidite per le molestie e le sconcezze poste in essere anche davanti a minori. I carabinieri di Spiling a Vibo Valentia hanno denunciato in stato di libertà un allevatore titolare di un allevamento di bovini accusato di aver smaltito illecitamente rifiuti zootecnici. I carabinieri hanno effettuato il controllo che ha portato alla denuncia dopo che ai militari erano giunte numerose segnalazioni riguardo l'inquinamento subito dai terreni contigui all'azienda zootecnica. Alcuni colpi di pistola sono stati sparati contro l'auto e la casa del vice sindaco di San Gregorio di Pona, Saverio Curello. Uno dei proiettili è entrato dentro casa proprio mentre l'amministratore, che svolge la professione di vigile del fuoco, stava cenando insieme alla famiglia. Sull'accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri.
E allarme furti a San Martino, frazione di Taurianova, numerose le case prese di mira dai malfattori. Vediamo. Torna l'incubo dei furti in casa nel territorio di San Martino di Taurianova. Nell'ultima settimana, infatti, a distanza di poco più di un mese dalla serie di intrusioni indesiderate nelle abitazioni del posto, che avevano creato allarmismo nella comunità locale, i topi d'appartamento sono nuovamente tornati in azione, svaligiando 2 alloggi in orario diurno. L'escalation criminale dei primi giorni di novembre aveva portato all'installazione di un impianto di videosorveglianza nella speranza di monitorare la situazione e arginare di conseguenza il fenomeno. Ma dopo pochi giorni dopo la collocazione, come raccontato da alcuni abitanti della frazione taurianovese, il sistema di vigilanza è sparito. L'assalto agli alloggi avverrebbe seguendo sempre le stesse modalità. I malviventi, probabilmente utilizzando un piede di porco, darebbero esecuzione agli scassi mostrando uno scarso interesse nei confronti di oggettistica e materiale tecnologico, ma puntando al bottino grosso, andando alla ricerca di preziosi in oro e denaro contante. Il grave problema della refurtiva però in questo momento passa in secondo piano dinanzi il clima di angoscia che sta attanagliando tutta la cittadinanza. La compagnia dei carabinieri del territorio di San Martino, nonostante l'esiguo numero di personale e di risorse a disposizione, sta provando a far luce sull'escalation di questi atti criminali. E naturalmente si attendono risposte dalle forze dell'ordine per ristabilire la tranquillità perduta a San Martino di Taurianova. E adesso il calcio, partita speciale per il Crotone e in particolare per il suo allenatore Walter Zenga che affronta l'Inter. Un punto a favore per i pitagorici, l'assenza di Mauro Icardi per infortunio, poi la scelta di schierare D'Albert al posto di Cancelo in difesa, uno Zenga che affronta l'Inter con un tridente composto da Ricci, Trotta e Nalini. Adesso invece vediamo che ci aspetta nella domenica della Serie C calabrese. Dal Rende a Catanzaro, la capolista Lecce ha davanti a sé un altro ostacolo calabrese. A Lorenzo è andata bene con un po' di fortuna alla squadra di Riverani. Domani al Via del Mare saranno i giallorossi di Dionigi a tentare di mettere lo sgambetto ai salentini. Letizia e Infantino guideranno l'attacco che dovrà insidiare la difesa dei padroni di casa. La caratura dell'avversario, la forza dell'avversario, la qualità dell'avversario è nettamente diversa rispetto alla partita di domenica, quindi qualche accorgimento verrà preso. Ora vediamo se ripassano col centrocampo a 3. Abbiamo valutato 1 o 2 soluzioni anche in corso, però è normale qualcosa va adattato anche ma oltretutto anche al sistema di gioco loro, però dobbiamo cercare di essere sempre propositivi soprattutto nella fase di non possesso, quella che ci ha dato fino ad oggi forse più garanzie di quell'altra, però dobbiamo pensare a noi stessi, l'ho detto anche ai ragazzi, continuiamo a giocare, continuiamo a pensare a noi. Un match da playoff Cosenza Siracusa, la sconfitta del rossoblù all'andata spalancò le porte del Marulla Piero Braglia. Quella di domani è una delle tante sfide che i lupi hanno di fronte per giungere alla definitiva consacrazione. Senza Dermacus qualificato potrebbe esordire accanto a Ida e Pascali uno degli ultimi arrivati, Camigliano. In attacco con Perez se la giocano in 3, ma con le 5 sostituzioni c'è spazio per tutti. Al di là dei dubbi che uno può avere, perché è lecito averli, perché ci sono dei ragazzi bravi, però ci sono anche dei giocatori che poco che sono qui con noi, a meno che non sia strettamente necessario. Noi abbiamo fatto un investimento, l'abbiamo fatto su Perez, no? E poi gli altri è chiaro che devo vederli, devono dimostrare. Sono contento che siano arrivati, sono sicuro che poi alla lunga ci daranno una grande mano, perché hanno qualità, hanno passo importante, perciò io sono tranquillo. Alta classifica in gioco anche tra Virtus Francavilla e Rende. Anche i pugliesi sono reduci da una sconfitta immeritata subita a Catania. Tra i biancorossi, con qualche elemento acciaccato da recuperare, probabile l'esordio dal primo minuto di Ferreira. Sarà il Fondi l'avversario della Regina, ancora in rodaggio dopo la rivoluzione effettuata nel mercato di gennaio. E mister Braglia parlava appunto dei nuovi acquisti che hanno dato e devono dare qualcosa in più a questo Cosenza impegnato nella risalita della classifica, un'operazione che da qualche settimana sta riuscendo bene ai rossoblù. Ieri la festa con la presentazione a stampa e tifosi dei new entry rossoblù. Vediamo.
Il Cosenza rilancia. La serie positiva ha riportato i lupi in alto dopo l'avvio del campionato shock. Trinchera e Braglia hanno individuato le mosse da fare per modellare la squadra e adeguarla alle rinnovate esigenze tattiche. 2 attaccanti, la Stella Perez e l'astro nascente Okereke, già visti all'opera, l'esterno Juan Ramos, il difensore Camigliano e il portiere Zommers. 5 elementi che singolarmente hanno raggiunto la Serie B e vorrebbero ritrovarla insieme nel Cosenza. Non vi nascondo che è stato un mese impegnativo perché abbiamo fatto tante operazioni sia in entrata che in uscita e non è stato facile, soprattutto nel cedere i calciatori che comunque avevano un ingaggio oneroso per questa categoria rispetto a tante altre società che purtroppo hanno organico con liste piene, con giocatori fuori lista. Invece noi siamo stati anche bravi ad operare in questa direzione. Squadra completata e ringiovanita, il presidente Guarascio punta sull'esperto allenatore annunciando l'intenzione di proseguire il percorso e poi lancia un messaggio alla tifoseria invitandola a concentrarsi sulla squadra. Confidiamo nella tifoseria che stia vicino a tutta la squadra, perché solo con l'affetto e con il calore della tifoseria noi possono essere il 12° uomo, perché attraverso la tifoseria, come abbiamo fatto in passato in diverse occasioni, noi possiamo veramente fare tantissimo. Su questo sono fiducioso e penso che sarà così. Previsioni del tempo adesso, ci sarà questa tregua promessa? Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. La formazione di un'area di bassa pressione sul Mar Tirreno in evoluzione verso est, autore del diffuso maltempo che sta interessando il centro Italia ed in particolar modo sui versanti tirrenici, nelle prossime ore favorirà il richiamo di aria più fredda, di estrazione artica, che causerà un deciso calo delle temperature, che dopo un periodo relativamente mite ritorneranno in linea con le medie del periodo o leggermente al di sotto. Di certo anche la nostra regione ne sarà interessata dell'anzidetto calo termico, che qui inizierà nella seconda parte della giornata di sabato, favorendo il ritorno della neve sui rilievi calabresi. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domenica, al mattino, sui versanti tirrenici ed interni insisterà una debole instabilità, con deboli nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri, localmente più in basso, ma in miglioramento nel corso della giornata. Altrove cieli parzialmente nuvolosi con possibili fenomeni, temperature in ulteriore leggero calo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Domenica i mari saranno generalmente molto mossi, con moto ondoso in diminuzione nel corso della giornata, e i venti spireranno moderati dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno e deboli a più moderati di direzione meridionale sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona domenica. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.